non ci pensavo mai. È vero che ho 100 anni, ma mica sono un pezzo grosso, mica comando io, comandate tutti voi altri. Però ne volete bene e anch'io vi voglio bene dalle figlie mie, dai nipoti, dai pronipoti, dal prete, dal vescovo, dai paesani, dallo sindaco, visto che c'è. Grazie a tutti, grazie, e auguro a tutti voi di campare in buona salute 100 anni come me. Perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice, viver lontano perché Mamma, la mia canzone vola. Non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che mi sussurra il mio cuore, forse non ti ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più, mamma, mai più. la mamma per eccellenza, Caterina Bonamente, un applauso. Io ho finito la storia di Caterina, ringrazio tanto Rosanna e Piero che ci hanno veramente deliziato, ringrazio l'associazione dell'insieme, la famiglia che si è così prodigata e è stata molto contenta di questa festa, e ringraziamo tutti. Caterina, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, altri 100 anni a Caterina! Facciamo un grandissimo applauso a Nina perché è riuscita a raccontarci l'impeccabile questa storia, e quindi grazie che ci ha fatto vivere questa grande emozione facendo insieme questa cosa. Grazie anche ai signori Rosanna e Pietro che ci hanno allietato con la loro voce, con la sua voce, nella sua chitarra. È stata veramente una cosa speciale.